Il 2020 è stato l'anno horribilis per il lavoro. In Veneto persi 40.000 posti che sono in fase di recupero a partire da marzo 2021. Ma si verifica anche l'assurdo che chi offre lavoro non trova candidati. Perché? Allora, siccome abbiamo comunque una platea di disoccupati importante, di persone attive, inattive, noi dobbiamo lavorare su queste. Vuol dire fare formazione mirata per l'entrata nel posto del lavoro e dire a tutti: andate a cercare un posto di lavoro, andate ai centri per l'impiego, andate ai servizi per il lavoro che il Veneto ha organizzato, perché lì vi accompagniamo. Tante volte sentiamo i nostri cittadini che dicono: io sono andato a cercare, dicono che cercavano e poi però hanno visto la mia data anagrafica. Questo non può essere. Oggi invece dobbiamo lavorare sulle competenze. Quel lavoratore non vale per l'età che ha o non ha, ma per le competenze che ha, e se non le ha le dobbiamo aiutare ad avere. Veneto Lavoro è il braccio operativo della Regione Veneto per la formazione, il collegamento e le politiche attive per il lavoro. Quelle politiche che puntano all'accompagnamento personalizzato di chi è in cerca di un'occupazione e al sostegno delle imprese che devono rimanere attive per poter offrire lavoro. Consente almeno alla metà dei disoccupati di partecipare a una politica attiva. Le politiche attive più importanti sono Garanzia Giovani, l'assegno per il lavoro e tutta la gestione dei tirocini extracurricolari che vengono svolti prevalentemente dai centri per l'impiego. Ripeto, il 50% dei disoccupati aderisce normalmente a una politica attiva. Veneto Lavoro forma 20.000 giovani all'anno per essere inseriti direttamente nel mercato, ma si occupa anche delle fasce adulte. Perché noi raccogliamo, oggi vedevo il nostro sito, abbiamo più di 1.800 offerte di lavoro fresche, cioè di oggi. Se guardo il livello, diciamo, delle richieste di mercato, dal sistema camerale mi arrivano circa 40.000 offerte di lavoro provenienti dalle imprese attraverso il sistema Excelsior. Supponiamo che siano 20.000 quelle vere, facciamo un'ipotesi, come dire, ridotta, comunque rappresenta un numero importante. Il problema è come portare le persone a quei posti di lavoro attraverso tutti i veicoli possibili che sono legati alla gestione diretta da parte delle imprese, all'intermediazione, al passaggio attraverso gli enti di formazione. Tenete conto che noi, a differenza di altre regioni, abbiamo un sistema di formazione professionale che è importante.